Cutissimori. Vedo nei tuoi occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mondo. Per il gran concorso mondiale di musica moderna, la quantità di musicisti era strabiliante, c'era una confusione. Qual è la differenza tra autostop e splatterstop? L'autostop è quello che fai così e fermi le mani. Lo splatterstop è quello che ti metti così e le mani ti fermano la follia. A registrare le cazzate più assurde per poterle campionare. Mi sono piegato di 45 gradi per poter... Non te lo dà nessuno. Abbiamo trovato il primo passaggio con la signora Dina, no? Dina, con la T. Ah, ok. E Laura che è sua figlia? Sì. Quindi lei ha fatto autostop in Francia? In Francia, in Inghilterra, in Africa. Anche in Africa, e dove? In Africa, con le suore, in Senegal. È un buon modo per condividere, no? No. Ale, in diretta. Frenato in diretta, ci sarà qualche deficiente che non ha frenato in tempo Già. o che non ha messo la freccia, perché è così. Se è proprio vera questa cosa che si dice in giro che i siciliani sono gente accogliente, brava, bella fuori. No, non è vero. Non è affatto vero. Però se avete bisogno... Mi sorridono, magari sono però molto diffidenti. Sì. È vero, no? Sì. Io non lo sono, perché avevo raccontato proprio a mia figlia che in inverno ho dato il passaggio di notte di sera tardi a un rumeno, ma non lo sapevo che era rumeno, ma tanto non mi interessava. Era poverino, fradicio, sotto la pioggia, era là da mezz'ora, mi ha detto e nessuno lo aveva, si era fermato per prenderlo. Io trovo che non è una cosa umana. Dimmi una perla di saggezza. Ma che possiamo farci? È inutile anche Una perla di saggezza. La serietà di un artista sta proprio nella velocità in cui si cambia. Ti ricordi di Costanzo? Siamo andati alla playa. Non c'era proprio un cazzo, solo quel cane che... Adesso sono pronto. Prima della serata sembriamo due persone normali. E dopo la serata? Boh. Ecco. La serietà. Ma non è per questo che si può dare il culo, anche se ci troviamo con la schiena messa al muro, perché sempre un modo si troverà per suonare, riuscire a stare allegri e mettersi a cantare.